Più informazione e qualità per i prodotti agricoli. La giornata mondiale della donna rurale. Più frutta e verdura sulle tavole italiane. Queste le cronache dal primario di questa settimana. Garantire la qualità ai consumatori e un prezzo equo agli agricoltori costituisce il duplice obiettivo del pacchetto qualità adottato dalla Commissione europea. Questo insieme di misure definisce per la prima volta una politica globale relativa ai regimi di certificazione, alle indicazioni che conferiscono valore aggiunto alle proprietà dei prodotti agricoli e alle norme di commercializzazione. La forza della produzione agricola europea è data dalla sua diversità, dalle conoscenze tecniche degli agricoltori e dalle caratteristiche del suolo e dei territori di produzione, ha dichiarato Dacian Ciolos, commissario per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Gli agricoltori hanno bisogno di strumenti che consentano loro di comunicare ai consumatori le qualità dei propri prodotti. Il pacchetto qualità costituisce il primo passo verso la realizzazione di un settore agricolo più forte e più dinamico. Il pacchetto qualità è il risultato di 3 anni di vaste consultazioni con la partecipazione degli interessati e apre la strada a una politica più coerente in materia di qualità dei prodotti agricoli. In occasione della Giornata Mondiale della Donna Rurale, il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Giancarlo Galan ha consegnato a 5 imprenditrici agricole il premio Dea Terra. Il premio è rivolto alle donne che grazie al loro impegno nell'agricoltura hanno contribuito in modo significativo alla crescita economica, sociale e culturale nelle aree rurali. Tra le vincitrici anche la trevigiana Cristina Garetto, contitolare con il marito Giorgio della cantina Cecchetto a Teste di Piave, nel cuore dell'area DOC Piave. Qual è il consumo di frutta e verdura degli italiani? È la domanda al centro di un workshop che ha fotografato la situazione del nostro paese. Nel 2010 il dato globale di acquisto per le famiglie è di 6,4 milioni di tonnellate di ortofrutta. Modesto è stato l'incremento relativo alla frutta, più 1%, mentre per la verdura si è registrato lo stesso valore dell'anno scorso. Sono in crescita i consumi di kiwi, clementine, nettarine, fragole, ananas, susine, albicocche e meloni, mentre perdono quota le mele, banane, arance e uva. Per quanto riguarda le verdure va evidenziata una crescita degli acquisti dal 2000 al 2009 per le insalate più 18%, i finocchi più 15%, cetrioli più 27% e asparagi più 14%. In particolare Cesare Bellò, direttore di Opo Veneto, parla dello straordinario successo del radicchio tardivo di Treviso come di un'eccezionale congiuntura di fattori positivi, prima fra tutti la qualità eccellente del prodotto e il suo legame con il territorio che lo caratterizza. Rientriamo in questo studio ideale dove si sta percorrendo la strada del radicchio per incontrare altre strade dei prodotti tipici del Veneto. Siamo ancora a Rio San Martino, nel frattempo incontriamo la strada del Recciotto e del Gambellara DOC e qui c'è un produttore. Buona giornata. Buongiorno. Allora, questo Recciotto come si produce? Beh, intanto si parte dal campo, si selezionano le uve migliori che vengono poi messe ad appassire sui famosi piccai, un metodo antichissimo di appassimento, oppure in plotò, appunto in plotò in cassettine. Che vino è il Recciotto? Cosa succede? Facendolo appassire aumenta il grado zuccherino, perde acqua, logicamente l'uva, e per cui abbiamo un vino molto dolce, quasi liquoroso, con un buon grado alcolico e un vino da scoprire. Io ti ringrazio per questa testimonianza e per fortuna ci sono queste manifestazioni che permettono agli appassionati o a chi vuole scoprire i territori di recarsi in una manifestazione per scoprirne davvero tanti. Noi ci fermiamo qui e tra poco, come promesso, Beppe Bigazzi ai nostri microfoni. Il vino di oggi è Astoria Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG. DOCG, denominazione di origine controllata e garantita. La versione di oggi è il millesimato. Il vigneto si trova a 150 metri di altezza e viene chiamato Costa del Sol perché baciato dal sole. L'uva è uva glera Prosecco. Il colore è certamente un bel giallo paglierino con riflessi tipici proprio di questo vitigno, che è il riflesso verdolino. Belle però le bollicine che si presentano fini, numerosi e persistenti. Il profumo è generoso, importante,
Ci sono certamente queste note che ricordano la frutta bianca, che ricordano la mela, la pera, certo anche queste note vegetali finali. Bello anche questa sensazione lontanissima di una mandorla acerba. Proviamolo in bocca. Buono l'esordio in bocca. Lungo, persistente, la freschezza si fa sentire, è presente, forte, persistente, ma morbido. L'esaltazione dell'effervescenza esalta il profumo, avvolge la bocca, persistente, lungo, importante. È certamente un vino importante da abbinare a piatti importanti, antipasti importanti o primi importanti. Salute! L'arte spumantistica della Carpenè Malvolti. È uno spumante Charmat da uve Petit Manseng, un'uva bianca dagli acini piccoli dell'area dei Pirenei francesi che ci riporta alla Languedoc e allo Jurançon. Dal punto di vista visivo è prettamente un piacere vedere questo tema del valore del colore giallo paglierino ma con tonalità intense di verdolino, con una brillantezza non comune e nello stesso tempo anche il pensiero a delle bollicine che sono fini, persistenti e numerose. Quando mi avvicino al naso noto subito queste caratteristiche fruttate che ci riportano alla frutta esotica e nello stesso tempo ai caratteri minerali e voglio dire anche vegetali. Al gusto è secco, è un extra brut, è sapido, è fresco, ma nello stesso tempo mi riporta a una persistenza aromatica intensa che mi ricorda le aromaticità, chissà perché, di un vitigno, di un'uva particolare. Abbinamenti: spiedini con crostacei, zuppe di mare, zuppa di pesce e vorrei dire a una temperatura che è un po' leggermente superiore al solito, al normale, anche attorno ai 10 gradi. E come promesso, rieccoci in questo studio ideale dedicato al buon mangiare, al buon pensare. Siamo ancora a Rio San Martino nell'ambito di questa meravigliosa festa e in conclusione con Beppe Bigazzi. Ciao. Allora Beppe, ciao, grazie, vedo che hai già il fiore che si mangia in mano. Il fiore che si mangia è una delizia, chiamarlo fiore forse è poco perché fiori sono tutti. Ti piace dire a te capolavoro? Questo è un capolavoro. Questo è un capolavoro assoluto della genialità dei contadini veneti. Però c'è un però, l'uomo rischia di rovinare i capolavori che la natura ci dà. Beh, speriamo di no. Il contadino che vuol trarre dalla terra frutti immediati usando ignobilmente la chimica fa un raccolto, 2 raccolti, 10 raccolti, ma poi ha chiuso. Poi c'ha un terreno sterile come il Sahara. E in conclusione, ieri siamo stati testimoni di un gemellaggio di Rio San Martino e Fivizzano nella Lunigiana, dove tu sei cittadino onorario. Ecco, vogliamo dire qualcosa su queste persone che fanno pro loco, che fanno volontariato, che spendono il loro tempo per costruire una comunità globale che forse è l'unica che ci interessa? Io è 20 anni che sono amico di Paolo Grassi, attuale sindaco di Fivizzano. Lui da presidente della comunità montana ha fatto la Lunigiana perché ha salvato tutte le varietà di pane, ha salvato le varietà di fagioli, ha salvato la mela rotella, ha salvato le castagne, salvato nel senso che le ha portate all'attenzione delle persone e ha fatto sì che le persone andassero lì. Perché? Perché ci sono bei monumenti anche, perché ci sono belle foreste anche, ma perché si mangia da Dio. Beppe Bigazzi, grazie come sempre per la tua gentilezza e la tua disponibilità. Noi siamo arrivati alle conclusioni e ritorneremo come sempre la prossima settimana, stessi orari, stessa televisione. Alla prossima. Un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana di O.P.
Gruppo APOVF